questo è un punto strategico della viabilità dell'Alta Padovana. Sappiamo insomma che per almeno un paio d'anni il fatto che questo ponte fosse limitato come portata ha creato grossi disagi. Sì, ricordo bene le discussioni quando il ponte si parlava del rischio di chiusura o comunque è stata limitata la portata per il passaggio ed era una criticità importante. È stato fatto questo lavoro di squadra perché comunque Vaia non ha creato problemi solo nel Bellunese ma ha creato problemi veramente in tutta la regione e questo è uno di quei ponti dove si è potuto rilevare le conseguenze. Il commissario quando era ancora Zaia ma poi anche l'architetto Soragni hanno confermato, abbiamo fatto un lavoro di squadra straordinario anche con la provincia perché l'intervento è un intervento da 4 milioni. Credo sia un risultato assolutamente positivo perché consente di migliorare una situazione che c'era prima e proprio questa è stata l'intenzione. Io avevo chiesto a Angelo Borrelli di non solo inserire la possibilità di finanziare interventi di ripristino ma anche di miglioramento di situazioni particolarmente delicate e strategiche come per esempio questo ponte. Il prossimo passaggio è quello di non farla restare provinciale questa strada. Assolutamente sì, noi dobbiamo imparare a ragionare più in grande ed essere più ambiziosi. Questa strada non può essere provinciale, ma d'altronde insomma il flusso di traffico quotidiano è la garanzia che questa è una strada ad altissima percorrenza e come tale deve essere classificata. Questa è provinciale ed è un po' una cosa strana perché comunque è un pezzo di provinciale su una strada che collega due città, Padova a Trento, ma abbiamo già fatto richiesta e sollecitato più volte e l'iter del DPCM è in corso a Roma affinché questa venga trasformata in statale e quindi possa rientrare negli investimenti che possono essere fatti per il potenziamento e la riqualificazione di tutta la Valsugana.